Ai 20 di ottobre appena passato a Ronchis si è davuto un importante incontri dal titolo Top 100 la forza delle donne. Il secondo appuntamento su questo tema che è stato fatto a nord-est da Spockel di Padue su iniziative di un importante gruppo editoriale locale e par da un evoglare tal dettaglio sul monte des feminis e enfrilis impresis. Feminis che in DDVE e hanno rui di grande responsabilità e ai guide des aziendis e che per arrivare lì e hanno dovuto scombattere senza nessun aiutori de bande di nessun, ma solo con le proprie determinazioni. Tanti stories che dimostrano in modi plui che non è per noi è vero che gli feminis ai guide des aziendis sono pochis. Mandi a tutti le bande di Enrico Turloni, ben chiataz a voi of Evelyn D, un programma fatto da Sederai di Udin, tutto per Furlan, che potete ascoltare in radio su le frequenze di Radio 1 e su internet dal sito www.fvg.rai.it. Le regie del programma è di Antonia Pillosio, che ringrazio, così come il mixer audio di Daniel Apostu. Allora, Fevelin di questo incontri che è stato fatto ai 20 di ottobre a Ronchis, tanti femminis capitani d'impresa, si può dire così, capitani d'impresa naturalmente per Furlan. Una di questi è in fas plasè ospitale al telefono è Indira Fabbro, imprenditore di Buie, tra l'altro in Friul, e che recentemente è stata anche chiappata dentro da riviste Forbes come anche des miglior feminis attor Palmont in Italia soprattutto. Mandi Indira. Buongiorno a tutti, grazie per questo invito e grazie per la presentazione. Ecco. No, grazie intanto anche perché ovviamente in rispetto a tutti gli altri tuoi colleghi che sono intervenuti a questi incontri, tutto assegna il valore in più che tu favevi Furlan alla fine. Effettivamente sì, perché mi pare le prime robe che alla fatto che mi ha adottata, io sono arrivata a settembre nell'85, mi ha insegnato a tabà a Furlan, quindi io a dicembre tabavi Furlan e dopo ho toccato a tabà italiana e quindi lo hai sempre tabato. Mi ora anche mo, perché tu tra l'altro tu sei di origini indiane, no? Se non sbaglio. Esattamente, io sono stata adottata di genitori che mi pare le di Buie, mia madre è di Chiarpato. E dopo mi ho fatto tutti i miei percorsi scolastici, mi sono laureata in lingue e civiltà orientali a Vignesie e dopo ho fatto esperienze lavorative diverse e mi pare a un certo punto mi ha detto tu vieni a lavorare a chi in aziende. Ovviamente con una laurea di lingue orientali allora non è difficile mettersi in una aziende di carpenterie meccaniche, sì. Perché sì, non hai detto che appunto le aziende che ha fondato mio padre è le Pelfa Group che si occupa di carpenteria meccanica pesante. Certo. Ecco, Top 100 la forza delle donne, c'è progetto Isastat per voi altri che avete partecipato, anche per i colleghi sicuramente imprenditori al femminile. Beh, diciamo che è stata una sorpresa per tutte noi partecipare a queste prime edizioni, no? Perché di solito le femmine si sta quando è il voto di marcia, no? Quando fanno incontri, si dibatte magari sul mondo del lavoro, solitamente, cioè raramente e spesso magari quando è il voto di marcia. Quindi che prime edizioni qui di Top 100 è stata una sorpresa, una bellissima sorpresa che io ringrazio il direttore Samai per averlo organizzata nei minimi dettagli, perché comunque organizzarlo sia a Padua che a Ronchi dei Legionari penso che sia stato impegnativo e con top manager veramente di altissimo livello. Infatti secondo me io come che dite anche che tornate lì dicono che sono poi nel mondo delle piccole medie imprese e invece le top manager, i miei colleghi che arrivano lì dicono che sono a capo di multinazionali. Però all'era muta, secondo me, anche per poter rappresentare tutte le femmine che in quotidianità di tutti i giorni e quindi dare il massimo per gestire tutte le difficoltà, combattere contro le ingiustizie, prima già per le loro caratteristiche, le loro impegnarsi in tal mondo del lavoro. Quindi diciamo che ieri lì per rappresentare tantissime femmine che ogni giorno sono nel mondo del lavoro, che dopo anche grazie a Force si è anche tabata Sì. di che robe qui che non è il nome nel mondo del lavoro ma è anche in tanti
robe, come per esempio che stanno tutto nel mondo dello sport, lì che hanno premiato tante femmine, Sì, sì. no? Ti domandi, è stato anche un confronto generazionale tra di voi, perché mi pare che erano persone e femmine di varie età, no? In quel caso qui, sinceramente, noi sì, le seconde ci hanno chiesto quarta generazione addirittura, perché era Francesca Bardelli, che tutti conoscono, diciamo, tradizione de grappe. Francesca Bardelli Nonino, dici? Sì, Francesca Bardelli Nonino, le tradizioni che ormai è portata in denaro di generazioni. Dopo la famiglia Illi, dopo era la famiglia Cimolai, la Anna Mareschi, Danieli, quindi diciamo che sono due che non di altissimo livello, insomma che è difficile competere. Però di che altre bande diciamo che il Chia è stata le prime edizioni per sottolineare che le femmine imprenditrici sono si impegnano e hanno di confrontarsi ovviamente anche con una società che magari non dà neanche tante possibilità di mettere insieme famiglia e lavoro, perché uno dei temi che sono stati dibattuti proprio che sarà lì è le questioni proprio sociali, che bisognerebbe un attimino magari pensare anche al sistema italiano, insomma, di venire incontri alle femmine, per esempio costruendo gli asili nidi, con orari scolastici magari che permettono anche alle femmine di poter fare un orario di lavoro che permette di mettere insieme famiglia e scuole e lavoro. Sicuro. Ecco, quello è un tema, sai che sono grandi imprenditori italiani, anche OMS, che hanno già fatto l'asilo nido aziendale, no? Come si dice, oppure hanno dato dei aiutori, no? Anche sul discorso maternità, eccetera. Secondo te, voi nelle società siete sempre più mature per considerare questo concetto, oppure vino di fanti tanto? Allora, se lì dal punto di vista storico, sicuramente sono stati fatti tantissimi progressi, cioè se noi pensiamo dagli anni 50, cioè le femmine, il lavoro di in cui che poteva fare all'era magari centraliniste, le segretarie, le segretarie o algo così, erano pochissime che potevano accedere a medicine o a ingegnerie. Ma anche fino a 20 anni fa, per esempio, perché se noi pensiamo al Malignani, lì che è una scuola, un istituto tecnico, fino a 20 anni fa erano pochissime le sfrutte che si iscrivevano, come invece sono aumentate le sfrutte, non sono tantissime, però il numero è aumentato, così come anche in ingegnerie, all'università, quindi facoltà come ingegnerie, che era diciamo, appannaggio dai OMS, alle sempre poi anche vierte al mondo delle femmine, quindi figure di un certo livello si stanno preparando dal punto di vista delle femmine, che hanno l'ULD come che sono, non voglio essere mal interpretate, alle nome partì che le capacità delle femmine le sanno tanto quanto gli uomini, ecco. Sì. Insomma, Pardisi, il futuro è a color di rose, come si dice, no? Per Furlan. Per una battuta finale, Indira, ci ti parti tu di queste esperienze e ci speri tu di poter arrivare a ottenere ai prossimi periodi, anche per femmine capitane d'impresa? Beh, di queste esperienze mi ha fatto tanto piacere che tante imprenditrici mi hanno contattato, tante persone che lavorano, domandarmi consigli, buttarmi qualche idea, domandarmi ma io mi piacerebbe fare così, mi piacerebbe fare quella, ci mutavo di muovermi, quindi un messaggio positivo l'ho dato. E quindi mai molà e ve coraggio di l'endenante con le idee di combatti, sicuramente non va sempre bene, si colle, si torna in team e si torna a partire. Bene, grazie allora anche per queste parole a Indira Fabbro, imprenditore furlane e per queste spiegazioni di Top 100 la forza delle donne. Mandi a tutti, si tornerà a sentire domani binore.